Adesso mi parlerò di un altro mestiere, che non trovi più, non si trova più. E pur me ne vanto. Io ho visto, io ho conosciuto le persone che faceva. E persone che faceva, e c'era anche delle persone, diciamo così, perché qui che ho conosciuto e c'era veramente delle persone nuovi qua di Venezia, perché aveva, come si può dire, un'istruzione, e non c'era mica gente di strada, e c'era gente intelligente, perché in casa aveva i parenti che c'era direttori di orchestra, che adesso qua mi non stavo a far nome, ma e che c'era veramente della gente altolocata, si dice in veneziano. E se qua c'era in Coerine, cosa facevi ora? E incoeva, e inamidava i damani e i doppioni e i damani. I doppioni c'erano i coeti, i damani c'erano i polcini. E ora avava, stirava e incoeva. E chiamavamo e incoerine. Fra i quali mia mamma, come ero piccolo, che mi accompagnava a scuola, in campo San Giacomo, che c'era una bottega, e mi ricordo ancora, e si chiamava e incoerine, e mia mamma che passava, che io avevo la sua età, e se nate tutte insieme, e c'erano amiche, e qua passava, e gli diceva, buondì fie. E commovente, ve lo dico, commovente.